Professore, esempio, dite professore. potremmo consigliare, vista la stazza, potremmo consigliare la dieta del fantino. Ecco, la dieta del fantino per esempio la potesse fare mamma. Perché? Sì, la faccio io, che lei è bello che fate sul collo. Guardate, la dieta del fantino, io sono magno il fantino, poi il cavallo sa che vengo a po' cavallo. E così finalmente facciamo i cavalli parlanti. Io come sai che mamma con po' cavallo, cavalli a ste mamaroni. C'è il cavallo parlante, il cavallo parlante. Ma no, la dieta del fantino è la dieta che si fa saltando un pasto, perciò si salta un pasto. Allora è quello che mi stanno facendo fare a me? Sì. Sono il fantino. Come arrivo a mangiare il tavolo io, insomma, la coppa e me ne vado. E se mangio sempre mamma, si mangia un mio su. Dunque, invece, per esempio, la dieta del minestrone si potrebbe consigliare, no? Mangi solo minestrone, a pranzo, a colazione e a cena, sempre minestrone. Ma non va bene, troppi liquidi. Troppi liquidi. Io Troppi un liquido non tengo manco più del sacco. Quale liquido? Quale liquido? Un liquido mi stanno facendo venire la cervello in davanti. La citrata epatica mi stanno facendo venire. Mi stanno facendo venire la citrata epatica. Io mi bevevo vino, come sempre bella, che mi bevevo vino, mi ricordavo tutte le cose, la notte mi dormivo. E che mi stanno facendo bere l'acqua. Perché ci ho fatto un burro in davanti. La notte sento ciuac, cioè l'acqua. L'acqua fa male. Lasciamo stare. L'acqua frasce di andare a mare, ci vuole il vino, dicevi, ci vuole il vino. No, gli alcolici da evitare gli alcolici. Evitare, Dunque, evitate. il minestrone nemmeno va bene, sai perché? È alcolico, il minestrone è alcolico. Bisogna evitare il minestrone alcolico. No, perché il minestrone ti fa andare sempre a gabinetto, stai sempre in un gabinetto. Hai capito? Giustamente, tu ti mangi il minestrone, ti mangi un minestrone per il tuo gabinetto, ti mangi il minestrone per il tuo gabinetto, ti mangi il minestrone per il tuo gabinetto e uno passa una giornata sana sempre in tuo gabinetto. Scusi, ma non è al gabinetto? Beh, ci sta sempre un doppio servizio nella casa, se no una Professore, perché non gli fate fare una dieta disossata? come fosse un prosciutto di mamma, la dieta dissossata. Chi non c'è che la dieta dissossata? Io ne ho prosciutto che è dissossata. Ma no, dissociata, ma che dici, Aldo? Poi non mi chiamate professore, mi imbarazzate. Dunque,